Ha avuto un ottimo riscontro il convegno organizzato sulle norme tecniche 2018 Sblocca Cantieri e Sisma Bonus, una straordinaria partecipazione che ha visto relatori di grande prestigio, organizzato per la prima volta dall'Ordine degli Architetti e dal Genio Civile di Agrigento in collaborazione con l'assessorato regionale infrastruttura del Dipartimento Tecnico e regionale con l'altro patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha attratto tanti addetti ai lavori e liberi professionisti con le relazioni di esponenti del comparto. Nel pomeriggio la seconda sessione è stata dedicata in particolare alle spiegazioni tecniche della piattaforma con prove pratiche e simulazioni. Un convegno molto partecipato, abbiamo preso parte io nella qualità di dirigente dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento perché abbiamo voluto spiegare quali sono le procedure, le nuove procedure che riguardano il deposito e le autorizzazioni dei calcoli delle strutture presso l'ufficio del Genio Civile a seguito del DDG 189 del 2019. Io personalmente mi sono soffermato a spiegare il grado di sismicità dell'intera provincia di Agrigento, le divisioni che ci sono, le procedure che si devono adottare, quando è necessaria l'autorizzazione, quando è necessario soltanto il deposito e poi abbiamo fatto delle raccomandazioni a tutti i tecnici invitandoli, specie nei casi in cui è necessario soltanto il deposito, ad essere molto attenti nelle procedure, anche nel digitare e introitare gli elaborati nella piattaforma sismica. Ecco, anche voi come Genio Civile avete dato numerosi consigli, addirittura si è parlato anche della piattaforma e su come presentare la progettistica. Sì, io ne ho parlato per una parte, ora ci sarà un maggiore approfondimento da parte dell'avvocato Parlavecchio che si è occupato proprio di implementare questa piattaforma e spiegherà in dettaglio come fare. Poi ci saranno anche dei casi pratici che saranno riportati a tutti coloro che intervengono per meglio fare funzionare l'intero sistema. Oggi con lo sblocca cantieri e col DDG soprattutto 189 i professionisti avranno la possibilità di depositare già da casa il progetto, di avere nel giro di qualche giorno un attestato di deposito o comunque l'autorizzazione e quindi di accelerare le procedure. Le procedure saranno più veloci. Beh, con Sicilia e Toscana hanno ormai da tempo questo gemellaggio e assolutamente l'invito che mi è stato rivolto a essere presente oggi a portare la nostra testimonianza è proprio molto importante proprio per creare una sinergia a livello nazionale su questo tema. I tre temi che si trattano oggi, norme tecniche, sisma bonus e piattaforma, sono tre temi chiave per lo sviluppo della professione e quindi più professiamo questo mantra a tutti i livelli e meglio è sicuramente per la nostra comunità di professionisti a livello nazionale. E così lo sblocca cantieri si realizzerà in qualche modo? Lo sblocca cantieri, come è stato detto anche oggi nelle altre relazioni da parte degli altri intervenuti, è un po' una misura palliativa di un problema strutturale del nostro non sviluppo del comparto edilizio. Sicuramente aiuterà a risolvere qualche problema ma non è la soluzione che noi stiamo cercando. L'iniziativa direi che è fondamentale, incontri di questo genere, convegni di questo genere dovrebbero essere sempre più incentivati. Ritengo che solo attraverso questa interlocuzione pubblica, quindi della pubblica amministrazione con i professionisti, si possa arrivare effettivamente alla risoluzione delle criticità principalmente e all'applicazione al meglio della normativa. Ecco, la Sicilia ne presenta tante criticità, vero? Allora, la Sicilia presenta diverse criticità, ma è anche vero che proprio da un punto di vista sismico, grazie proprio allo sblocca cantieri, si è riuscito proprio in Sicilia a porre in essere una norma che è il decreto dirigenziale 189 del 2019 che fa la differenza anche per le criticità, mettendo nelle condizioni intanto i committenti per le richieste di autorizzazioni sismiche ed i professionisti che si occupano tecnicamente di portare avanti gli atti autorizzativi, di semplificare effettivamente tali procedimenti e quindi, devo essere sincero, è la prima volta che queste criticità in questo settore sono superate e la Sicilia è in questo senso una delle regioni che ha portato avanti per prima questa possibilità. Con la piattaforma sismica Sicilia
La dematerializzazione e la semplificazione amministrativa avviene proprio con la possibilità per il tecnico di presentare le richieste di autorizzazione sismica negli uffici del Genio Civile direttamente dal suo studio e addirittura di poter interloquire con altri tecnici che fanno parte della catena di presentazione dell'autorizzazione sismica, per cui parlo del collaudatore, parlo del geologo, direttamente attraverso la piattaforma. Quindi è uno strumento di semplificazione messo a disposizione dalla pubblica amministrazione per il tecnico professionista. Oggi, mentre nella prima sessione si è parlato di quelle che sono le normative dei lavori pubblici, NTC 2018, di quello che sono praticamente tutti gli aspetti tecnici, nel pomeriggio il mio intervento vertirà soprattutto sotto l'aspetto pratico, quindi noi testeremo la piattaforma inserendo un progetto reale e far capire così ai liberi professionisti quale sia operativamente come si opera sulla piattaforma. Noi insieme al collega La Greca faremo una simulazione di come va caricato un progetto di natura strutturale, partendo quindi da una fase iniziale con la fase della registrazione, con la delega dei soggetti, ma anche come si caricano tutti gli allegati. Contestualmente comunque l'obiettivo è anche quello di suscitare, qualora ce ne siano, di necessità, un dibattito tra i presenti in modo tale da poter chiarire tutti quegli aspetti che magari in un primo momento non possono essere abbastanza evidenti, quindi cerchiamo più che altro di dare un contributo ai professionisti presenti in sala.